Giovanni Pettinà, l'alpino più vecchio d'Italia, è morto questa notte. Aveva compiuto 106 anni il 5 agosto scorso, a cui si riferiscono queste immagini. Rete Veneta, infatti, aveva dato ampio risalto al suo compleanno, festeggiato tra le penne nere di Malo. Ci si stava organizzando per il prossimo anniversario, ma purtroppo Giovanni è spirato nel sonno. Lucido e in buona forma, considerata l'età, aveva ancora il rammarico di essere stato scartato alla visita di leva. Nel militare mi ha fatto rivedibile, perché debole di costituzione. E adesso mi ha fatto il film, e si arriva al privilegio d'Italia. Nato a Zanè nel 1913, veniva chiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale per partecipare all'invasione della Grecia. Fu artigliere alpino nel terzo gruppo conegliano della divisione Giulia. Fece 3 anni di guerra e 2 di internamento dopo essere stato catturato dai tedeschi. A noi aveva rivelato come fosse riuscito a raggiungere 106 anni così in forma. Lavorando ho fatto il male. Lavoravo 20 campi, lavoravo dopo che sono io a casa, me, la moglie e tutto lì. E col patriatore, così come Giovanni nel mio bonare, tutto per militare. Lavorare sempre dopo che cosa mangi tu? Tutto quello che mi viene. Addio Giovanni, grazie per la tua testimonianza preziosa, al tuo giusto orgoglio di essere stato un alpino. Ciao, la pietra è scattata, oggi è l'angolo.